Grandi navi a Venezia, sì alla soluzione già approvata dal Comitatone. A dirlo è stato il ministro al turismo Gianmarco Centinaio, ospite al Lido di Venezia, al convegno promosso da Cassa Depositi e Prestiti e TH Resort sul futuro del turismo in Italia. Si consuma così l'ennesimo strappo nella compagine giallo-verde di governo. Il ministro Centinaio dice cose diverse rispetto a quelle pronunciate nelle stesse ore in Laguna dal collega ministro pentastellato Danilo Toninelli. Il titolare del Dicastero del Turismo sposa il passaggio delle grandi navi per il canale Vittorio Emanuele. Ecco una fotografia sulla situazione del turismo in Italia e sul progetto appena presentato. Si parla di un progetto di turismo di qualità, di livello, imprenditori importanti, TH Resort, Club Med, Cassa Depositi e Prestiti, vuol dire far lavorare per quanto riguarda la realizzazione di questo progetto, far lavorare tantissime persone e poi a progetto realizzato altrettanti giovani che vogliono fare del turismo la loro professione. Contemporaneamente verrà lanciata la prima università del turismo importante nel nostro paese. Poi il ministro si è espresso sull'autonomia del Veneto. Il turismo è materia esclusiva delle regioni. L'autonomia del Veneto potrà, come quella della Lombardia, visto che io arrivo da Pavia, e quella dell'Emilia, potrà dare, secondo me, una marcia in più alle regioni in modo da permettergli di avere gli strumenti per fornire servizi ulteriori a tutti quei turisti che verranno in questa regione. Perentorio il ministro sulla necessità di arrivare al più presto alla soluzione. Se non si va, si E questo è già un ultimatum.